Siamo in compagnia di Mino Soggio, allenatore dei giovanissimi del Latte Dolce, la corazzata che ormai vince ininterrottamente dall'inizio del campionato. Mister, oggi era una partita contro l'Alghero fuori classifica, non conta il risultato, contava la prestazione, soddisfatto? Diciamo che ha avuto delle risposte positive da chi gioca meno, però sui 70 minuti diciamo che stiamo ritrovando la nostra perle che abbiamo perso in questo periodo, appunto abbiamo caricato un pochino di dicembre e gennaio per essere pronti per un finale insomma buono. Ad alti livelli, certo. Il primo tempo ovviamente avete avuto un po' di difficoltà, lì ha dato spazio anche alle seconde linee, poi nel secondo tempo praticamente avete giocato una porta, avete preso il gol nell'unica distrazione difensiva che insomma riduce il vantaggio della vittoria. Certo, diciamo che giustamente come ha detto lei bisognava dare spazio anche a chi gioca meno per fare sentire appunto del gruppo e avere anche delle risposte in futura. Però diciamo al secondo tempo, come diceva lei, abbiamo tenuto bene il campo, non soffrendo, poi abbiamo avuto una leggerezza nel finale che ci è costato il gol del 3-2, però sono pienamente soddisfatto. Certo, uno dei vostri grandi punti secondo me è il grande possesso palla che fate, una squadra che gioca sempre palla a terra in verticale, insomma, la dimostrazione che anche in una categoria come i giovani si può iniziare già a insegnare ai ragazzi come ci si comporta in campo, no? Certo, noi ci lavoriamo molto su possesso palla durante la settimana perché appunto vogliamo che tutti partecipino al gioco e ci interessa tirar fuori alla fine ragazzi che sappiano giocare al calcio, quindi prediligo molto questo aspetto, giocare sempre la palla, cercare di imporre il gioco, di fare la partita naturalmente. Certo, poi sempre. Gli avversari poi naturalmente devono per me, esatto. Certo. Poi naturalmente avete un bellissimo campo di gioco che vi promette anche di esaltare le qualità tecniche dei ragazzi. Parliamo un po' del campionato, ecco, voi avete vinto tutte le partite, però quella in cui magari pensavate di non farcela, qual è stata? Diciamo che noi siamo una squadra che è portata a un gioco molto offensivo, anche se abbiamo una buona circolazione di palla, buon possesso palla, però cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco. Noi rispettiamo tutti, abbiamo avuto delle difficoltà magari nel giro di ritorno più che altro, con la Torre 2000 che è cresciuta molto, noi siamo un po' calati, è normale, un calo fisiologico ci sta durante l'annata. Grossi problemi non abbiamo avuto appunto perché imponiamo il gioco e fino adesso ci è andata bene. È andata bene, certo. Sì. Per chiudere, ecco, che cosa dire ai ragazzi negli spogliatoi nelle prossime partite per vincerle tutte, per compiere un autentico record a livello regionale? Non è facile tenere alta un po' la concentrazione, noi puntiamo molto su degli allenamenti basati su un po' di professionalità importante, perché tenere alta la concentrazione durante un'annata che tu hai fatto 16 vittorie consecutive appunto non è facile, però ho dei ragazzi intelligenti in gamba che lavorano molto durante la settimana, che si sacrificano molto, quindi speriamo di arrivare a questo punto al finale del campionato con una buona condizione soprattutto. Certo, magari fare una chiamata a Mourinho visto che lui è un esperto in campo in questione di motivazione. Sì, chiamalo lui e vediamo un pochino, io sono juventino ma per queste cose è importante. Allora si potrebbe candidare per la panchina della Juventus di questi tempi. No, c'è bisogno di qualcuno che faccia vincere la squadra. È meglio lasciare gli altri. Noi nel nostro piccolo, nel nostro orticello lavoriamo bene, ripeto, con dei ragazzi, è una società che ci sta vicino e non ci fa mancare niente. Certo, grande famiglia del Latte Dolce che a livello giovanile sicuramente la società, i genitori, un po' tutto quello che ci consente di andare avanti nel migliore dei modi. Va bene, noi ringraziamo Mino Soggio, complimenti per lo splendido, straordinario campionato che state facendo e naturalmente in bocca al lupo per le prossime gare, mister. Grazie mille, vi saluto, buona giornata. Grazie. Eccoci qua con l'allenatore dei giovanissimi regionali dell'Alghero, Daniele Simbula. Innanzitutto perdere con il Latte Dolce di misura, un grande risultato, però la squadra si è comportata bene, soprattutto nel primo tempo avete creato non pochi problemi alla squadra sassarese, no? Sì, concordo con queste parole. Chiaro che io vorrei sempre vincere le partite, però obiettivamente oggi i ragazzi hanno dato tutto e non si poteva ottenere di più. Siamo contentissimi perché siamo riusciti a mettere in difficoltà la capolista, pur essendo numericamente in emergenza, sì, abbiamo avuto parecchie defezioni e quindi va più che bene, non ho niente da rimproverare ai ragazzi, abbiamo fatto una gran prestazione, certo, e siamo usciti credo a testa alta. Assolutamente, tra l'altro va benissimo. Voi siete fuori classifica, sì, sotto Carnevale non è facile trovare i ragazzi. È un grosso problema. Per portare, insomma... Il Carnevale per i ragazzi è sempre un po'
anche per gli allenatori, comunque anche per i ragazzi è sempre un po' un problema, però ripeto, sono stati ragazzi serissimi. Il fatto di essere fuori classifica comunque non è, diciamo, non è un deterrente, nel senso che loro trovano comunque gli stimoli per scendere in campo e lottare, dare tutto come se lottassimo poi per il campionato. Ho visto una netta crescita rispetto al girone d'andata e quindi siamo contenti del lavoro che stiamo facendo. Ecco, voi con i nazionali che tipo di rapporto avete? Avete classi di età diverse, mandate insomma i ragazzi migliori via alternata? Ecco. Sì, allora i nazionali ovviamente hanno la priorità, quindi hanno i ragazzi migliori, vengono selezionati dalla squadra nazionale. Noi abbiamo una base di 8-10 ragazzi e in aggiunta ci vengono dati di volta in volta 5-6 ragazzi dei nazionali che magari non vengono convocati con la squadra nazionale oppure hanno bisogno di fare minutaggio perché rientrano dagli infortuni o sono squalificati con i nazionali e quindi li integriamo nella nostra squadra. Oggi purtroppo non abbiamo potuto usufruire nemmeno di questi ragazzi perché anche loro erano in emergenza, quindi ci siamo presentati in 13 ma con 2 ragazzi in panchina che erano praticamente infortunati anche loro, quindi insomma è stato un po' un problema. Comunque sono contentissimo della prestazione. Parliamo un po' di questo campionato regionale, di questi giorni dove voi siete inseriti. Ecco, a parte la Dolce che ormai è una corazzata fa il campionato a sé, delle altre squadre c'è qualche ragazzo da segnalare, insomma, che potrebbe magari anche interessarvi in futuro? I ragazzi interessanti sono tanti, il problema è che molto spesso le società, non so per quale motivo, sono un po' miopi da questo punto di vista, magari non danno ai ragazzi la possibilità di crescere, di venire anche in prestito magari un anno e di poter fare un campionato nazionale. C'è il Fertilia che ha degli ottimi elementi, la stessa Mercede, sono poi quelle le squadre un po' più forti. C'è l'Oristano che è un ottimo centrocampista, quindi ragazzi interessanti ci sono. Il problema magari è che a volte c'è qualche problema con le società nel convincerle a magari prestarti il ragazzo anche per un anno per fare il campionato, perché magari hanno il timore che il ragazzo poi non torni alla base o non so per quali motivi, ecco. Quello è un po' un peccato soprattutto per il ragazzo, perché poi fare un'esperienza nel campionato regionale è importante, però nei nazionali è ben altra cosa, è tutto un altro livello, è la possibilità di giocare col Milan, con l'Inter, con l'Atalanta, società, insomma, di tutto rispetto. Ecco, quali sono le difficoltà che incontrano nel far crescere questi ragazzi che praticamente vengono dalla scuola a calcio e adesso devono iniziare la fase agonistica? Ecco, quali sono le lacune maggiori? Ma è chiaro che i ragazzi a 13-14 anni è un'età un po' particolare perché sono già magari fisicamente cominciano a essere quasi dei giocatori maturi, però da un punto di vista mentale sono ancora ragazzini e quindi la difficoltà più grossa è quella di fargli capire che invece non sono più dei ragazzini ma devono cominciare a comportarsi in un certo modo sia in campo che fuori dal campo. Quella è la difficoltà principale, più che altro gestirli da un punto di vista caratteriale più che tecnico, poi comunque loro ci mettono un grandissimo impegno, una grande passione. Certo. Poi personalmente la difficoltà più grossa è quella che non mi trovo mai a lavorare sempre con gli stessi elementi purtroppo, ma questo lo sapevamo dall'inizio perché di volta in volta appunto ho sempre giocatori diversi, a parte quella base abbiamo detto di 8-10 giocatori. Certo. Un po' quello che succede con gli juniores e le prime squadre, che spesso si ha i ganghi ridotti. Ecco. Succede così. Certo. Sì. Quindi magari non puoi provare come vorresti schemi o tattiche di gioco perché magari in settimana ti trovi a provare con dei giocatori e la domenica ne hai 8 diversi. Chiaro, certo. La cosa più problematica è quella, ma per il resto va bene. Certo. Va bene, noi ringraziamo il mister Simbula, in bocca al lupo anche a voi per questo campionato regionale, naturalmente a tutte le squadre dell'Alghero che sono in questo momento la prima rappresentante a livello regionale del Nord Sardegna. Ci tengo a precisare che oltre me questa squadra è co-allenata, alleno sia io che Mario Cosso, che oggi non è presente perché per problemi di salute. Comunque alleniamo assieme questa squadra, che non l'alleno da solo per fortuna. Vabbè, salutiamo allora il mister Cosso e tutti i ragazzi dei giovanissimi regionali anche nazionali che sappiamo si stanno ben comportando insieme alle altre squadre giovanili dell'Alghero, ovviamente in bocca al lupo per questa stagione. Grazie a voi.